frenino per un po' più corta. Buonasera da Marco Angileri, ben ritrovati con F Motori, il magazine settimanale di Telefriuli, una finestra sul motorsport del Friuli Venezia Giulia. Nella prima parte assieme a noi ci sarà Alberto Ladini, pilota goriziano di motocross, che dopo l'ottima stagione nel campionato italiano junior 125 con la nuova stagione approderà con la Gas Gas 250 4 tempi nel campionato italiano Prestige. Poi nella seconda parte assieme a noi ci sarà Flavia De Stefani, nominata responsabile nazionale degli sport motoristici di WISP. Un saluto assieme a noi, abbiamo Alberto Ladini, pilota di motocross, neo 18enne. Buonasera. Buonasera a tutti. Alberto, noi lo conosciamo molto bene perché ormai seguiamo la sua carriera da crossista da quando era veramente un bimbo da minicross. Abbiamo così conosciuto la sua evoluzione. Adesso è sicuramente il pilota più rappresentativo del Friuli Venezia Giulia che corre in campo nazionale ed internazionale. Allora facciamo un passo indietro. Cosa hai combinato nella passata stagione con Gas Gas, col team MBT, con il tuo nuovo per il 2021 motoclub, il Gaerne? Allora, una stagione com'è andata? Allora, è andata molto bene, iniziata al top, dai subito un podio all'italiano, un terzo posto. Poi alla seconda selettiva purtroppo un Arturo della moto mi ha obbligato a ritirarmi in prima manche, ma la seconda manche ho fatto terzo e così ho concluso quarto le selettive. Purtroppo invece avrei potuto vincerle, ma vabbè dai, ho sempre fatto così questo sport, no? Poi le finali ho iniziato un po' a rilento, fino a che ho iniziato ad arrivare praticamente sempre nei primi 10, concludendo il campionato in settima posizione. Comunque è un buon risultato, diciamo, dai. Beh, direi che ormai stai viaggiando sicuramente su ottimi livelli dopo aver fatto anche grandi esperienze. Ricordo, se non vado errato, anche nel campionato europeo, nel minicross e poi motocross, perciò delle belle soddisfazioni anche con qualche partecipazione. Mi ricordo anche a livello del mondiale, perciò belle esperienze che poi anche in questo caso vuol dire anche metterle sul campo di gara. Sì, sì. Aiuta molto a fare certe esperienze. Per fortuna, dai, con i minicross sono riuscito praticamente ogni anno quasi a farli perché il costo era un po' più basso. Adesso purtroppo col 125 non sono più riuscito ad andarci perché i prezzi sono aumentati, quindi devo trovare un po' di sponsor, diciamo, che mi aiutino a fare avanti il campionato, diciamo, per riuscire a fare queste gare importanti, che sarebbe un bel passo in più anche da sport. E vediamo anche alle tue spalle un sacco di coppe, di trofei vinti in questi anni, ma anche le maglie che così piano piano ti hanno accompagnato in questa tua seppur breve ma intensissima carriera in questi anni. Sarai ancora dei talenti azzurri? Oppure sei No, troppo purtroppo grande? No, allora, ci sono anche talenti azzurri del livello alto, però bisogna essere tanto forti Intanto l'hai per fatto, è riuscire a chiaro. restarci dentro. E beh, mai dire mai, chiaramente in futuro, comunque Sì, fino allo scorso anno c'eri ancora o 2 anni fa? 2 anni fa ero dentro, sì. Ho fatto Allora, per 2 anni si di volta seguito. pagina perché dal 125 la stagione che inizierà fra poco sarà una stagione di novità per te, un cambio di moto, perciò un 250 4 tempi, un cambio direi importante perché andrei a battagliare con i più forti piloti in Italia e sarà una bella sfida per te. Raccontaci. Sì, allora dai, non vedevo l'ora di fare questo passaggio di categoria perché ormai 125, 3 anni dopo bisogna passare, no? Il 254 tempi è una bella moto già, spinge forte, io mi sto trovando benissimo, ormai è un paio di mesi che ci corro, mi sto divertendo un sacco e non vedo l'ora di andare a battagliare con la gente più grande che ti tira delle belle spallate.
Senti, io vedo alle tue spalle anche un bilanciere degli attrezzi pronti di palestra, perché lo ricordiamo per gli amici che ci seguono da casa, e tra l'altro sei a Gorizia, a casa tua, per il motocross ci vuole anche una preparazione fisica importante e vedo che sei ben attrezzato. Sì, dai, mi sono creato un po' una piccola palestra in casa, così ho potuto sempre allenarmi così. Col preparatore atletico mi dice cosa fare, io faccio a casa e così rimango sempre in forma. Dici qualcosa, raccontaci anche del MBT, il team che ti segue poi nelle competizioni, un bel gruppo che ti ha supportato anche nella passata stagione, lo continuerà a fare anche nel 2022, mi sembra. Sì, sì, dai. È un team fantastico, ci stiamo trovando benissimo, ci aiutano, i meccanici sono bravi, quindi funziona, siamo contenti, è come essere in famiglia praticamente. Ogni gara ti diverti la sera, poi il giorno dopo sei carico per correre, e quindi va benissimo così, deve essere sempre così. Beh, non c'è solo una struttura tecnica collegata al mezzo, ma c'è anche chi poi conosce molto bene questo sport come preparatore tecnico. Sì, c'è il nostro allenatore Danilo Marasca delle Marche, un vecchio pilota, diciamo, dai, che ha corso per parecchi anni e quindi adesso si è dato all'allenamento e ci aiuta. Ormai 2 anni che mi alleno con lui e ho fatto un grande passo avanti, diciamo. Ogni tanto, infatti, ti così sposti con delle trasferte anche abbastanza lunghe nelle Marche, proprio Sì. con questo allenatore. Lì come sono le piste in quella zona? Là sono tutte dure, sali, scendi, quindi vanno benissimo per allenarsi. Bruci gomme, però almeno ti alleni. Ecco, a livello di piste in Italia sappiamo molto molto diverse da quelle che si trovano nella nostra regione. Tu non puoi praticamente allenarti per avere degli scontri in Friuli Venezia Giulia, devi uscire. La pista più vicino dove allenarti per te qual è? Mantova. Mantova va benissimo, 3 orette, siamo lì e ci si allena. Ed è la pista, immagino, dove tu riesci a avere più riscontri positivi anche a confronto appunto con gli avversari, almeno lo spero. Sì, sì, dai, lì c'è un buon allenamento, trovi sempre diverso il terreno, duro, fango, oppure un po' più morbido, quindi va sempre bene. Tu dove ti trovi più a tuo agio? Sul terreno più compatto o quello più sabbioso, più morbido? Qual è il tuo terreno ideale per le tue caratteristiche di pilota? Io amo la sabbia, cioè correi tutto l'anno sulla sabbia e mi diverto un sacco sulle buche, a saltare da una all'altra, è molto divertente, anche Ogni se è molto tanto, difficile. ogni tanto provi anche, non so, nei training che vengono fatti a Bibione, ad esempio, sulla sabbia, quella chiaramente di mare che è diversa, oppure quella un po' troppo estrema per quello che è il tuo allenamento? No, no, lo sfruttiamo molto spesso il Bibione quando apre, che dai, è abbastanza vicino, diciamo, e mi alleno bene perché anche lì si formano delle belle buche ed è un buon allenamento, sì, sì. Hai già, immagino, provato la 2,5, 4 tempi gas gas. Quali sono le sensazioni portata all'estremo rispetto al 125 di prima? Beh, sicuro fai molta più fatica, quindi l'allenamento deve aumentare ancora di più che prima 125, però dai, grosse differenze non le ho sentite, anche se il peso cambia, il freno motore cambia, però io mi sono trovato subito a mio agio e mi sto divertendo un sacco proprio. Senti, alle tue spalle hai 6 maglie, almeno vedo da qua. Qual è quella con cui hai un legame particolare o dei ricordi indelebili che così tieni nel cuore? Lì c'è la maglia del primo anno che sono stato chiamato con una maglia azzurra, sono andato a fare l'Italia-Francia, quindi direi che è quella lì assolutamente. Praticamente la prima alla tua destra, questo è un ricordo molto bello, immagino. Sì, 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 molto bello, è stata una grande emozione, che poi quell'anno lì l'abbiamo fatta qua in Italia, a Ottaviano, che abbiamo inaugurato anche la pista, la prima gara che è stata fatta a Ottaviano. Beh, è passato qualche anno allora, era ancora un giovanissimo pilota, doveva ancora accumulare tanta esperienza che attualmente Sì. puoi dire di avere. Adesso sì, dai, dopo ormai
10 anni quasi ormai che corro in moto, direi che di esperienza ne abbiamo fatta, però ce n'è sicuro da accumulare ancora. Senti Alberto, però nella nostra regione non ci sono giovani piloti emergenti, ce n'è sì, ma sono pochini, forse perché paghiamo ancora lo scotto di non avere delle piste adatte per poi poter avere dei riscontri nazionali. Allora, beh, sicuro il fatto che non ci sono piste non aiuta, però per arrivare a questi livelli devi impegnarti ogni giorno sempre di più e sapere che devi fare un sacco di sacrifici. Quindi anche i ragazzi devono sapere che lo vogliono fare perché è quello che amano fare e sognano fare. Quindi anche se non ci sono piste, ti prendi, vai fuori di regione, ti alleni e torni a casa. Spesso capita che bisogna fare anche i compiti per strada perché arrivi tardi dopo il weekend che ti sei allenato e lunedì devi andare a scuola e quindi devi comunque sempre essere pronto. Però dai, i piloti se si impegnano probabilmente dai usciranno, soprattutto perché adesso è appena riaperto Las Vegas Park ad Aquileia e comunque è già un bel tracciato dove allenarsi adesso in Friuli. Quindi secondo me forse anche la gente inizierà magari ad aprire delle piste qua in Friuli un po' più giuste e magari inizieranno a uscire anche altri piloti, dai, io ci spero, perché sennò sarebbe un vero peccato. Ecco, Las Vegas Park ad Aquileia, ne parlavi un attimo fa, una pista rinnovata che se ne parla parecchio bene. Tu immagino, anzi, ho già visto dei filmati dove giravi, soddisfatto di quello che è il lavoro che hanno fatto, immagino. Sì, sì, sono super soddisfatto perché anche lì, diciamo, con questo terreno un po' morbido ma anche duro, riesci sempre a fare dei buoni allenamenti perché si formano dei canali oppure delle belle sponde in sabbia, delle belle buche e piano piano adesso Max, no, il proprietario, imparerà sempre meglio a tenere il suo terreno e secondo me verrà una bellissima pista di allenamento anche lì. Alberto, allora gli auspici ci sono tutti per la prossima stagione, per fare bene, perché ti dovrai scontrare veramente ad altissimi livelli nel Prestige, il campionato italiano di riferimento. Perciò noi ti auguriamo sicuramente una buona stagione con la moto 250, 4 tempi gas gas, Motoclub Gaerne. Tieni sempre nel cuore ovviamente la nostra regione, te da pilota goriziano, divertiti e soprattutto Assolutamente. fai quello che sai fare, andare veramente forte con la moto da cross. Grazie, sempre. Un in bocca al lupo dunque, salutiamo il nostro Alberto Ladini. Ciao Alberto, buona serata. Ciao, buona serata. Buonasera, un saluto a Flavia De Stefani, ben trovata. Ciao, buonasera, grazie dell'invito. Allora, partiamo da un dato ben preciso, una grande soddisfazione, immagino per te Flavia, essere stata nominata come responsabile nazionale del settore motorismo per la WISP, che è un ente di promozione sportiva di riferimento in Italia, perciò farlo come numero uno del motorismo dopo tanti anni, tra virgolette, di gavetta, immagino sia una bella soddisfazione per te. Sì, è una nomina che assolutamente non mi aspettavo, però è una grande soddisfazione personale, nel senso che io sono 30 anni che sono in WISP da febbraio-marzo del 92, avevo solo 18 anni, ho iniziato come commissario di percorso e la cosa bella che secondo me WISP ha dimostrato di essere molto coerente con lo spirito che porta avanti, con la parità di genere e l'interessamento, l'attenzione che ha verso i piloti, le associazioni, perché fare una nomina come la mia di una persona che con la politica non c'entra niente ma arriva dai campi di gara, io ho iniziato facendo commissario di percorso, poi direttore di gara, organizzatore, 4 anni fa referente regionale del Friuli. E quindi sì, sono 30 anni che Bazzichi nel mondo dei sì, motori e metto della WISP. l'anima su questo mondo, tu sai bene la passione che ho io per i motori, quindi è una grandissima soddisfazione, una nomina che non mi aspettavo, ma che mi ha, a livello personale, insomma,
mi ha dato una grande gratificato. gioia. Senti, Sì. dovrai imparare anche un po' i primi rudimenti per quanto riguarda anche gli sport su due ruote. Tu ormai da Sì. tantissimi anni segui come team colonna l'organizzazione e poi anche come pilota, lo ricordiamo, con belle soddisfazioni, Sì. le gare di Formula Driver. In questo caso dovrai iniziare a capire anche tante specialità delle due ruote, perché questo tuo nuovo ruolo ti così apre il mondo veramente a 360 gradi sul motorsport WISP. Sì, il bello della WISP è proprio quello perché anche anni fa ha creato le strutture di attività, quindi è proprio per dare più voce al territorio, no? Quindi ci sono i referenti regionali, ci sono i referenti di settore, e è proprio la dimostrazione che da soli non si fa niente assolutamente. Quando poi sei mosso da una passione come quella che è lo sport, che deve essere passione, condivisione, non può esserci diciamo l'atteggiamento di individualità, no? Il bello della WISP è questo, che c'è collaborazione tra tutti, quindi i referenti. Io chiaramente arrivo dalle auto, sono 30 anni che sono nel mondo delle auto, però in effetti il mondo delle moto lo devo conoscere profondamente, no? Il bello è che mi posso appoggiare su persone validissime. Per fare un esempio, ho un Giuliano Maceratesi delle Marche che è tantissimi anni che è nel settore delle moto, e quindi tutti i vari referenti di tutte le discipline sono persone, io con le nomine ho proprio proposto persone che avevano una grandissima esperienza, ho mantenuto vecchi referenti, ho fatto nuovi referenti perché sono convinta che mischiare l'entusiasmo di una persona nuova, che magari porta nuove idee, porta, eh, sai, tutte le domeniche sui campi di gara, sente i piloti, le associazioni, quindi è chiaro che puoi portare un valore aggiunto, un nuovo Certo. magari, abbinato all'esperienza dei vecchi referenti. Secondo me è un binomio perfetto. Infatti io uso sempre, mi piace usare l'esempio del Lazio, che non aveva, era per un periodo è stato un po' fermo, nominato una persona, un ragazzo nuovo, entusiastissimo, bravissimo, veramente lui a testa bassa, con una immensa umiltà, si è messo a lavorare, i vecchi referenti gli hanno dato una grandissima mano e adesso il Lazio è partito proprio in bomba, con Senti, però l'acceleratore a manetta, come ci piace dire a noi. Però caliamoci su quello che è l'attività WISP, ma soprattutto andiamo un po' a capire quello che sarà la stagione della soprattutto Formula Driver. Te come team colonna organizzate una serie di eventi, ma ce ne sono altri team che poi contribuiscono alla stesura del calendario con tante date. Allora cosa puoi dare? Una conferma, immagino, di quelli che sono gli appuntamenti? Ci sarà qualche novità? Raccontaci. Sì, sì. Allora, come Formula Driver si sa che è più concentrata nel Triveneto, in effetti perché è nata qui. Io onestamente, per correttezza mia personale, quando sono stata nominata referente regionale ho lasciato diciamo le cariche nel team colonna, anche se sono una pilota che continua a portare quei colori perché è una scuderia la più vecchia, diciamo, e quella che ha dei valori grandissimi, quindi è chiaro che come pilota, insomma, io è giusto che continui la mia strada. Continuo sempre a aiutare tutti, come ho sempre fatto prima di essere referente, quindi, cioè, l'ho sempre fatto anche quando ero solo nel team colonna, diciamo, abbiamo sempre dato una grande mano a partire le nuove associazioni e quindi continuo a farlo tuttora. Come driver nel Triveneto ci sarà la Michael Racing, l'Iron White in colonna, l'Amazzoni Racing Team, chiaramente con l'obiettivo futuro di espanderlo anche nel resto d'Italia, insomma. Senti, però tu hai parlato prima di parità di genere, avete sempre avuto un'attenzione particolare per il mondo femminile, tu chiaramente da donna, perciò il cercare di facilitare l'ingresso nelle competizioni delle ragazze, e questo per voi immagino continui a essere un obiettivo sia a livello regionale come team colonna, ma anche immagino nazionale con il tuo nuovo ruolo come presidente in WISP Motorismo.
Assolutamente sì. Il motorismo, il motorsport, diciamo, è sempre stato visto un po' come uno sport prettamente maschile. In realtà si è iniziato tanto qua nel Triveneto e si sta espandendo anche nel resto d'Italia. Una grandissima attenzione anche per la parte femminile qui nel Triveneto, ma pilote che arrivano anche dalla Lombardia, anche da altre regioni d'Italia. Ci sono state manifestazioni anche con 15-20 pilote, quindi sicuramente il lavoro grande che fanno le associazioni è importantissimo e aiutano a far partire le ragazze, anche i corsi di guida, e servono tanto perché magari sai, per un uomo è un po' più facile, tra virgolette. Beh, no? chiaro, è un mondo più maschile, c'è poco da dire. Sì, per una donna, per una ragazza, magari tante volte hai quella paura di entrare, perché ti senti un po', sai, ci sono poche ragazze. Questa è una cosa che secondo me è un fiore all'occhiello della WISP, questa attenzione per le ragazze e le associazioni, l'aiuto che danno a queste ragazze è grandissimo, ma a tutti, non solo alle ragazze, anche ai ragazzi. Però per le ragazze l'atteggiamento di condivisione, di accompagnare le persone, per le ragazze è ancora più importante. Quindi qua possono tranquillamente partire senza nessuno che le giudica, con tutti che le danno una mano. Il box, secondo me questo è il bello del Team Colonna, dell'Ironwire, dell'Amazzoni Racing Team, della Michael Ress, ma di tutte le scuderie, di tutte le associazioni della WISP, anche delle moto, è proprio quella. Il clima che c'è nei box. Ok, la manifestazione è bellissima perché c'è l'adrenalina, circuiti con una grandissima attenzione alla sicurezza, però il clima dei box è fondamentale. Senti, io volevo parlare di te, di una cosa, perché il Formula Driver è sicuramente una formula propedeutica. Ho sentito di ragazzi che sono partiti con voi e poi ho trovato nei campi di gara dei rally anche con ottimi risultati. Questo vuol dire una formazione che parte dalla Formula Driver per alcuni resta fino a quando uno si stufa, e perciò soprattutto voi date delle grandi opportunità, perché il budget per correre è veramente ridotto. Una volta mettevate a disposizione anche delle vetture. Possiamo dare dei numeri anche per capire che fare motorsport non è per forza sempre costosissimo? Sì, assolutamente. Questo secondo me è la cosa bellissima della WISP, proprio questa opportunità che dà, perché a costi veramente accessibili, ma più di quello che si creda, si riesce a partire. Sono partiti i ragazzi, posso fare un esempio, come lo stesso Danny Zardo è partito con la WISP. Posso fare l'esempio di Stefano Facchin. Danny Zardo, ricordiamo che è diventato campione europeo di velocità in salita, campione italiano, corsa sia anche con Gran Turismo, perciò un grande talento. Stefano Facchin l'hai nominato un attimo fa, ha vinto poi lo scorso anno la classe nel IRC, che è un trofeo rally nazionale, di cui c'era dentro anche il rally di Piancavallo, per darvi un'idea. Perciò hai fatto due nomi che sono sicuramente molto conosciuti, e per dare un'idea anche di quello che è lo spirito che muove, immagino, la Formula Driver. Sì, infatti Stefano Facchin addirittura è partito a 16 anni. Lo ricordiamo perché il Formula Driver si può partire a 16 anni, ci sarà anche tra un po' un bel esordio di un sedicenne in famiglia, o sbaglio? Sì, infatti è mio figlio Michael, il più piccolo. Patrick ha iniziato a 16 anni, adesso ne ha 19, quindi sono 3 anni che fa le manifestazioni. E Michael ha iniziato a 15, ma solo come allenamento, con la licenza mini, diciamo. E adesso ha appena fatto 16 anni, quindi puoi immaginare com'è lì che non vede l'ora di partire anche lui. Ecco, le immagini che stiamo vedendo si collegano ad una vostra iniziativa, Flavia, il corso di guida sicura e sportiva di giovedì 3 febbraio nella pista azzurra di Jesolo, organizzato appunto dal Team Colonna, con gli istruttori Gigi Da Pieve e Simone Ferron, e la presenza di due illustri ospiti che vediamo nelle immagini, campioni italiani rally Gian Domenico Basso e Lorenzo Granai. Sicuramente una gran bella soddisfazione anche questa per voi, ospitare due nomi così illustri. Flavia, noi ti ringraziamo di questa tua partecipazione, un buon lavoro in questo tuo nuovo ruolo di responsabile nazionale motorismo di WISP. Ovviamente un buon lavoro a te, tutto Team Colonna.
e a tutte le associazioni della WISP, non solo, a tutti quanti, moto e auto. Grazie mille dell'invito, ti ringrazio molto e ci vediamo alla prossima. Trattenere